piattaforma il consenso alla registrazione. Prima di iniziare, sono Serena Cesca, vi dico che metterò un link nella chat per registrare la presenza, perché questo comunque è un seminario che fa parte del progetto finanziato dalla Regione, e quindi dobbiamo poi restituire alla Regione anche i fogli presenza. Sono le 17:05, vedo che ci siamo già 27 collegati, quindi Assessore, se lei dice iniziamo con i saluti, così poi pian pianino sicuramente anche qualcun altro si collega nel frattempo. Assessore Panizzotti, le passo la parola. Non la sentiamo però, forse deve ancora attivare l'audio. No, io ho l'audio attivato. Non mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ok, sì, ora la sento anch'io. Va bene. Va bene, allora intanto buonasera a tutti. Io sarò breve perché non voglio portare via del tempo al seminario. Ci tengo però a intanto fare ringraziamenti a chi ha organizzato e sta organizzando il seminario di oggi, e anche i seminari che verranno. È un ciclo di 3 incontri, ma anche tutto quello che è già stato fatto e quello che verrà fatto prossimamente relativamente al progetto Innovation Lab. È un progetto al quale il Comune Conegliano tiene in modo particolare, e presenti con noi in questo webinar di questa sera ci sono anche Serena e Marina, Serena Cesca e Marina Zambon, che veramente stanno dando una mano anche oltre quello che dovrebbero fare relativamente a tutte le azioni da fare per portare avanti un progetto così complesso come Innovation Lab. Diciamo, è un progetto che dura 2 anni, siamo un po' nel tratto finale, e il progetto terminerà a luglio, e il ciclo di questi 3 seminari, di questi 3 incontri, è stato voluto fortemente proprio per anche in base alla collaborazione che già abbiamo con il Fab Lab di Castelfranco. È una collaborazione che è nata praticamente quasi subito dopo la partenza del progetto, e che ci ha visto poter dare dei corsi, comunque degli interventi all'interno delle scuole per più di 1500 ragazzi relativamente a quella che è la robotica, che è un po' il cavallo di battaglia di Fab Lab Castelfranco. Quindi questi 3 incontri vanno a completare quella che era l'offerta che avevamo pattuito con i Fab Lab Castelfranco, però colgo l'occasione per dire anche che sarà una collaborazione che continuerà per quanto riguarda l'Innovation Lab, perché tutta la prima parte termina dopo 2 anni, quindi dovrebbe terminare a luglio, però poi noi continueremo a tenere in vita l'Innovation Lab per una parte per le palestre digitali tramite un nuovo finanziamento che dovrebbe arrivare dalla Regione, ma per tutto il resto, anche per far vivere tutte le strutture che siamo riusciti a far nascere con l'Innovation Lab come amministrazione del Comune di Conegliano. E quindi sarà una collaborazione che io spero, conto, che possa continuare, ma mi pare che insomma con l'incontro che abbiamo avuto delle buone rassicurazioni. Quindi io non vi tedio oltre, ringrazio anche i numerosi partecipanti, mi pare che iscritti siano circa 85, ce l'avamo dati un limite di 80, e quindi direi che ci siamo. Grazie a tutti, rinnovo i ringraziamenti a Serena e Marina, ma anche a Fab Lab di Castelfranco e a tutti i partecipanti. Grazie e buon seminario, buon webinar. Grazie Assessore, e giustamente lo chiamiamo seminario per, come dire, toglierci di mezzo questi inglesismi che nelle materie che oggi presentiamo, negli argomenti che oggi presentiamo, purtroppo capitano molto spesso. Hanno un loro... Posso intervenire? Ho al telefono un signore che chiede per la moglie, che quando non riesce ad entrare perché gli chiedono che deve avere un account commerciale.
No, non un account commerciale, ma un account Zoom. È necessario per tracciare le presenze. Che scarichi il programma praticamente. Esatto, deve No? cliccare su accedi, crea un account. Perfetto, ottimo, procedo, scusate. Ecco, dicevamo, gli inglesismi sono molto presenti su questi argomenti, ma vedremo poi con la relatrice di oggi, Angela Sofia Lombardo, che è qui presente con noi, anche il motivo di questo, nel senso che da dove traiamo tutte queste idee innovative, spesso il mondo anglosassone ci aiuta parecchio. Questa, dicevamo, è la prima di una serie di 3 conferenze. Prima però di parlarvi delle tematiche mi presento, perché io ho parlato fin dall'inizio ma non ho detto chi sono. Mi chiamo Gloria Spagnolo e in Fab Lab mi occupo delle attività formative per gli adulti, i ragazzi e anche per le aziende. Cos'è un Fab Lab? È un laboratorio artigianale aperto a chiunque. Ciò significa che nella nostra struttura, che è nata grazie ad un finanziamento della Regione Veneto che sta investendo su diverse direttive rispetto all'innovazione digitale e all'alfabetizzazione digitale, nella nostra struttura ci sono dei macchinari e delle attrezzature che le persone possono venire ad utilizzare e ad imparare ad utilizzare. Quindi nella nostra struttura si trovano anche dei momenti formativi, vengono creati dei momenti formativi. Noi abbiamo sempre avuto un'attenzione particolare per i ragazzi e quindi la parte di educazione digitale dedicata ai più giovani e ne consegue un'attenzione rivolta alla scuola, sia come servizio offerto ai ragazzi ma anche come affiancamento per gli insegnanti. Infatti un professionista, un Fab Lab non si può assolutamente sostituire agli insegnanti all'interno del mondo della scuola, possiamo solo esservi di fianco ed è con questo atteggiamento che abbiamo proposto al Comune queste 3 tematiche. La robotica educativa nella scuola, che oggi vedremo con Angela Sofia, gli ambienti di apprendimento innovativo e la formazione democratica. L'intento di questi 3 seminari è quello di darvi degli spunti, delle idee, di soddisfare magari qualche curiosità, di andare a vedere un po' nel resto del mondo che cosa succede quando si parla, in questo caso per stasera, di robotica educativa. Prima però di presentarvi la relatrice di stasera alcune note tecniche per chi è collegato, vedo che Serena ha messo un link sulla chat per registrare la presenza. Come vi anticipavamo, questi seminari rientrano nel progetto finanziato dalla Regione, quindi è importante per chi organizza avere traccia delle presenze. Vi invito quindi a fare clic sul link in chat e a compilare il modulo relativo per segnare la vostra presenza. Al termine dell'attività, verso la fine, io vi manderò altri 2 link. Il primo è un questionario di gradimento per la serata di stasera, il secondo è un modulo che potete compilare se desiderate ricevere l'attestato di partecipazione a questo seminario. E con queste le informazioni tecniche sono terminate. Se qualcosa non vi è chiaro, vi invito ad attivare il microfono o a scrivere in chat la domanda, altrimenti io passerei a presentarvi Angela Sofia. Bene, non vedo comparire domande, quindi vi presento la relatrice di stasera. Angela Sofia Lombardo, che ci sta facendo ciao con la mano, è una psicologa dell'educazione con una forte passione per la tecnologia e la creatività. Indubbiamente la giovane età l'aiuta molto in questo, però dice, chissà se dice non sono tanto giovane oppure ok, non è molto giovane, però pur nella sua passione per la tecnologia e la creatività è professoressa a contratto del laboratorio di informatica e tecnologie didattiche presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna. Quindi è a piene mani all'interno degli argomenti che stasera vogliamo trattare. In una delle sue descrizioni ho trovato questa frase che secondo me è molto significativa. Insegna ai futuri insegnanti come portare a scuola il coding, il making e il tinkering in modo educativo e divertente. Questa è la presentazione di Angela Sofia, mi fermo qui, le lascio quindi la parola per presentare la robotica educativa nella scuola.
Grazie mille Gloria. Mi hai introdotto in un modo super super bello. Io adesso ragazzi vi condivido lo schermo, vedrò comunque le vostre facce, però se per caso sto dicendo delle cose che sapete già e volete che schippo e vado un po' avanti, o se ci sono delle domande, vi viene in mente qualcosa e avete paura di dimenticarvi dopo, in qualunque momento toglietevi, smutatevi e parlate. Io sono qui per parlare con voi, ok? Quindi in qualunque momento sappiate che potete intervenire. Gloria, mi devi autorizzare a condividere lo schermo? Subito. Ok, vediamo, ancora no. Ecco, ora dovresti poterlo fare. Vediamo. Sì, eccoci qua. Ok. Condividi suono. Ok. Ok, vedete? Sì. Perfetto. Allora, vediamo un po' come faccio io a vedere. Va bene. Allora, grazie intanto di essere qui con me oggi. Come Gloria vi diceva, appunto, l'intervento di oggi sarà tutto dedicato alla robotica educativa. Vi farò, vabbè, insomma, vi farò vedere degli esempi, parleremo soprattutto appunto della scuola secondaria di primo grado. Io skipperei questa presentazione perché tanto Gloria vi ha già praticamente detto tutto. Quello che non vi ho detto è che ho lavorato anch'io nella scuola secondaria di primo grado, alle scuole medie Malpighi a Bologna, che sono una scuola privata, quindi ho assaggiato un po' quali sono le sfide del vostro mestiere e spero che questo mi aiuti a parlare di cose che risuonano di più con la vostra esperienza, perché so che il mestiere dell'insegnante di quella che una volta era la scuola media è un mestiere difficile, molto difficile. Avete gli orari da 50 minuti, tante classi, ragazzini con gli ormoni che vanno, quindi lo so che il vostro è un lavoro molto molto complicato. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo prima di tutto di che cos'è la robotica educativa, vi faccio un po' una panoramica, secondo me, di che cos'è la robotica educativa, poi vi spiego perché secondo me ha senso farla a scuola, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado. Poi volevo così tirare fuori le indicazioni nazionali che sono molto belle e che vi aprono un po' le porte per appunto la didattica laboratoriale di cui vi parlerà la collega nel prossimo incontro, ma insomma vi dà più possibilità per fare delle attività che non siano solo la lezione frontale. E poi facciamo una carrellata di idee ed esempi, soprattutto legati alle materie scientifiche, ma con un occhio sempre all'interdisciplinarietà. Allora, per me la robotica educativa è un grande ombrello che comprende tante attività, tante esperienze di apprendimento diverse che si fanno con strumenti diversi, anche un po' in base all'obiettivo che avete per la vostra esperienza di apprendimento. E adesso vediamo un po' appunto tutti i tipi di strumenti in base agli obiettivi. Ok, ci sono quindi i robot che vi servono per fare l'introduzione al coding. Questi nella scuola secondaria di primo grado non vanno bene, sono molto più adatti alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, ma diciamo che si parte da questi. Sono oggetti che assomigliano molto a dei giocattoli colorati con le ruote e di solito hanno i comandi, quindi le parti diciamo per programmare il robot sono direttamente sull'oggetto. L'obiettivo di questo tipo di dispositivi è appunto introdurre le logiche del coding e del pensiero computazionale. Poi ci sono questi fantastici robottini che già vanno bene per la scuola secondaria di primo grado, poi vediamo per quali attività.
Sono robot con le ruote, sono già montati di solito e vi servono appunto per lavorare sul coding con dei linguaggi di programmazione che possono essere a blocchi, quindi con dei blocchetti colorati che si incastrano, o testuali, quindi proprio scrivere come farebbe un programmatore. L'obiettivo in questo caso appunto è approfondire magari le esperienze che hanno fatto nella scuola primaria, nella scuola dell'infanzia e metterli davanti a delle attività più complesse. In questo caso la cosa che mi piace di questi due robottini qua è che ci si può mettere la penna e quindi quando si muovono lasciano una traccia. Vedremo poi perché ci possono tornare utili nelle attività soprattutto di matematica. Se avete domande sempre toglietevi il muto e parlate. Questi tra l'altro hanno un po' di sensorini che vi permettono di fare già delle cose un po' più interessanti e interattive. Ok, poi ci sono i robot come il Nao e il braccio robotico Edo di Comau, che in realtà io li lascerei alla scuola secondaria di secondo grado, però ve li faccio vedere perché sono interessanti. Qui, come vedete già, l'oggetto non ha più le ruote. Uno è un robot umanoide, l'altro è proprio un braccio robotico e anche qui l'idea è consolidare le conoscenze sui linguaggi di programmazione, andando però in un ambito di complessità molto differente, molto più elevato, e c'è un obiettivo secondario che è quello di imparare un mestiere. Soprattutto con Edo di Comau i ragazzi imparano un po' come funziona la robotica collaborativa, quindi dove l'uomo e il robot devono collaborare per arrivare a un obiettivo. Però sono molto interessanti perché comunque se l'esperienza di apprendimento viene progettata in un certo modo riescono ad avere dei risvolti creativi molto interessanti, quindi ve li ho messi anche se non sono adattissimi alla scuola secondaria di primo grado. Poi ci sono questi robottini che chi ha fatto i laboratori con il Fab Lab di Castelfranco magari all'interno del progetto ha già visto, gli MBot, e sono dei kit di componenti che arrivano smontate e i ragazzi si divertono col cacciavite e le istruzioni a montarli. In questo caso ancora il kit prevede una sola possibilità di costruzione, quindi si costruisce la macchinina con gli occhietti che poi sono dei sensori, eccetera, eccetera. Anche in questo caso l'obiettivo è imparare insomma quali sono i componenti che compongono un robot e consolidare delle competenze di coding e di pensiero computazionale. Questo robottino, come quelli che abbiamo visto prima con la penna, si muove nello spazio, però ha una serie di sensori che permettono di fare delle attività molto più complesse, quindi per esempio insegnargli a pensare a come fare a uscire da un labirinto utilizzando i sensori o muoversi seguendo delle linee che vengono tracciate o tante altre cose anche in base un po' agli obiettivi che avete. Questo robot si programma, è un Arduino facilitato, quindi i ragazzi non devono mettere a circuito come si fa nell'Arduino, ma i componenti si collegano con dei cavi che si infilano in delle porte e si può programmare con il linguaggio di Arduino, ma si può programmare anche con un linguaggio a blocchi che assomiglia un po' a Scratch. Quindi anche qui potete aumentare la complessità del linguaggio di programmazione in modo graduale. Ok. Oltre a quello che si chiama MBot, vi ho messo un'altra categoria ancora di robot. Questi sono dei kit, uno è il Lego Spike e l'altro è l'MBot Ultimate, che nello stesso kit vi permettono la creazione di vari tipi di robot, quindi si apre un po' la possibilità creativa. In questo caso appunto l'obiettivo è sì capire quali sono i componenti che ci sono dentro un robot, sì imparare a programmare, ma in questo caso anche iniziare a sperimentare un po' di applicazioni sia della robotica che della meccanica, perché qui ci sono ingranaggi, cose che vanno collegate, quindi le possibilità sono molte di più.
Ok, ultimo kit che vi faccio vedere, cioè ultima categoria di componenti che per me rientrano nella robotica educativa sono Arduino e Microbit. Oggi vi farò vedere tanti esempi sul Microbit perché mi piace, perché sono dei kit con un microcontrollore, quindi un microcomputerino che si può collegare a tanti tipi di sensori e di altri componenti, dove i ragazzi imparano anche un po' di cose di elettronica, imparano a mettere a circuito per esempio. Quindi in questo caso l'obiettivo è imparare a programmare, acquisire un po' di competenze di elettronica, ma anche sperimentare un po' i processi di creazione e di prototipazione che poi sono insomma dei processi molto interessanti anche per acquisire delle competenze che non riguardano per forza le materie curricolari, no? Quelle che vengono chiamate soft skills. Mi dispiace Gloria, ma non mi viene in mente un termine in italiano per tradurlo. Ok, quindi questa è una carrellata sui vari tipi di kit di robotica educativa che trovate in commercio per la scuola. Ok, perché facciamo robotica educativa? E a chi dobbiamo tutto il filone della robotica educativa? Lo dobbiamo a Seymour Papert, che è stato il primo studioso che si è occupato di creare dei robot per i bambini, e lui diceva che l'apprendimento è particolarmente efficace se lo studente è coinvolto attivamente nella creazione di qualcosa che per lui o lei è significativo. Quindi il robot da questo punto di vista ci viene molto incontro nel creare delle esperienze di apprendimento coinvolgenti e significative. Seymour Papert, vi racconto un po' chi è, perché appunto non si può parlare di robotica senza parlare di Papert. Lui è un matematico, ha lavorato con Jean Piaget a Ginevra e si occupava proprio dell'apprendimento, di studiare l'apprendimento della matematica e come favorirlo, perché sappiamo tutti benissimo che la matematica è una materia che per qualcuno diventa molto ostica molto velocemente, no? I bambini a un certo punto decidono di non essere capaci con la matematica e un po' la abbandonano, smettono anche di provarci. Il compito di Papert era trovare dei modi di rendere la matematica più appassionante e più accessibile, quindi di aiutare i bambini a non sentirsi non capaci con la matematica. Nel suo periodo di lavoro con Piaget, appunto, si rende conto che l'apprendimento è più forte quando i bambini sono coinvolti nel lavorare ad un progetto significativo per loro, e inizia a ideare la teoria dell'apprendimento, che adesso si chiama costruzionismo, e scrive un sacco di libri, tra cui vi raccomando assolutamente Mindstorm, Bambini, Computer e Creatività. Tra l'altro Papert è, diciamo, il nonno dei kit di robotica della Lego. Il kit Lego Mindstorm si chiama così proprio in onore di Papert e del suo libro. In realtà lui ha inventato anche il linguaggio di programmazione Logo, e proprio mentre lavorava sul logo si è inventato questo oggettone qua che si chiama Tartaruga. Questo è il primo robot di robotica educativa della storia e parliamo degli anni 70. Magari qualcuno di voi l'ha anche visto il linguaggio tartaruga quando era a scuola, non lo so, magari sì. La tartaruga nasce proprio per passare dallo schermo del computer a un oggetto concreto, perché secondo Papert era più semplice per i bambini ragionare su un oggetto concreto piuttosto che sulla tartaruga nello schermo del computer. Quello che lo ispira è l'idea che, al di là dell'imparare l'informatica, quindi sapere tutto sui computer, una cosa che è molto importante per i bambini, per gli studenti, è saper sfruttare il computer e, nel nostro caso, ormai la tecnologia, tutte le tecnologie, come strumenti per imparare altre cose. Quindi dare a loro la possibilità di costruire attraverso la tecnologia gli apre le porte per imparare cose nuove e moltiplica le loro possibilità espressive e creative. Questo è importantissimo dal mio punto di vista. Quindi la tecnologia arriva come cavallo di Troia, no, per tutte le altre materie.
Ok, quindi cerco di andare veloce perché vedo che siamo già a mezz'ora, è già passata mezz'ora. La robotica, perché portarla a scuola? Voi direte, mi costa, devo metterci delle ore, devo spendere tempo di progettazione, i ragazzi fanno un sacco di caos, mentre c'è il laboratorio ne vale la pena. Ragazzi, ne vale assolutamente la pena perché la robotica educativa vi permette di offrire delle attività coinvolgenti. I ragazzi vedono i kit e dicono wow, fighissimo, bellissimo, che cosa facciamo oggi? Tra l'altro quando le cose si fanno un po' più complicate, quando il compito di realtà che gli date è sfidante, loro restano lì per più tempo rispetto a quello che farebbero in un'altra situazione perché sono coinvolti, quindi imparano anche a resistere davanti alle difficoltà. Sono degli ottimi oggetti per pensare. Questo vuol dire proprio che il robot gli permette di sperimentare delle cose nella pratica e costruire un pensiero astratto dalle esperienze pratiche che hanno fatto. Ma è vero anche il contrario, cioè gli permette di prendere un concetto che hanno studiato in teoria e di applicarlo nella pratica. E dopo negli esempi magari vediamo entrambi questi processi, quindi dal concreto all'astratto e dall'astratto al concreto. E poi perché? Questo video vi racconta perché secondo me è importante fare robotica educativa a scuola. Io spero che voi riusciate a vederlo, è in inglese, quindi magari a un certo punto, anzi magari ve lo introduco adesso, così dopo è più semplice comprenderlo. Se non si sente per qualunque cosa, smutatevi e ditemelo. Ok, quindi quello che stiamo andando a vedere è un gruppo di ricercatori che arrivano con una lampadina, una pila e un filo elettrico alla cerimonia di consegna delle lauree dell'MIT, ok? A Boston. Quindi l'MIT è l'istituzione più grande sull'ingegneria e l'elettronica del mondo. Questi si sono appena laureati all'MIT e questo gruppo di ricercatori gli dice: va bene, io ti do una lampadina, una pila e un filo, sai accendere la lampadina? Quindi questo è il contesto di partenza. The Massachusetts Institute of Technology. We are the premier engineering and science institution in the world. Do you think you light a bulb with a battery and wire? Do you think you could light a bulb with a battery and wire? Yeah. Light a bulb with a battery and a wire. Maybe. Yes. All right. Definitely. Do you think you can light a bulb with a battery and a wire? Battery and wire? Well, yes, why not? Okay. Definitely. Okay, can you do that? The interesting part about the batteries and bulbs question is that people always predict that they can do it. Il signore qui sta dicendo, i ragazzi, la cosa interessante è che loro tutti dicono sì, sì, certo che ce la faccio, no? C'è solo uno che ha detto forse, maybe, gli altri hanno detto sì, beh, certo, io sono fighissimo. Students say, of course I can do this. Any hints I should have here? Teachers say, of course my students can do this. Ow! Do you know why that didn't work? I have no idea. Ok, non ci stanno riuscendo. Una ha preso addirittura la scossa. Il ricercatore gli chiede: ma hai capito perché non funziona? E lui dice: non ne ho la più pallida idea. E adesso la ragazza qua comincia a dire: la batteria non funziona, la lampadina è rotta. Be dead, the bulb could be bad, I'm hooking it up totally incorrectly. I'm not an electrical engineer, I'm a mechanical engineer. But if I had to guess, I would say it's operator error. Okay. I know it's possible, but I don't know how to do it. It's only Ok, e questo qui sta dicendo: so che si può fare, ma non so come farlo. after failing
that you begin to get upset with the question and think, well, maybe it's a trick question, maybe this has something to do with manipulating the wires, they couldn't hold all the wires together. You don't have a current if you only have one wire, you need to complete a closed circuit. But that's not the case. Oh, well, if I knew it was a little light bulb, I'd just do this. In which case the light just lights up. It goes to the... Ok, quindi perché dobbiamo fare un po' di robotica a scuola? Perché è molto importante per i nostri studenti sapere passare dalla teoria alla pratica, sapere che se provano a fare una cosa forse ce la fanno, come il ragazzo che poi è l'unico che ce l'ha fatta, no? Beh, io adesso ci provo, forse ce la faccio e dopo provandoci ci vengono fuori. Quello che è anche nelle indicazioni ministeriali, questo è molto chiaro, che una delle competenze che dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi è l'idea che provando in un modo o nell'altro, anche se non hanno già la risposta, possono impararla, possono scoprire, possono riuscire. Dopo lo vediamo un po' meglio. Mi dispiace che si è interrotto così, era interessante quello che diceva il ricercatore di Harvard, ma va bene. Quindi oggetti per pensare, oggetti per passare dalla teoria alla pratica, esperienze di apprendimento che ci fanno sentire più sicuri di noi, perché sappiamo che provando e riprovando, anche se non abbiamo la risposta, la troviamo, ma anche STEM, materie STEM e identità di genere. Che cosa vuol dire? Che offrire delle esperienze di robotica educativa che siano creative, giocose, iterative, sperimentali, permette anche a chi ancora non si vede come capace nelle materie scientifiche, pensa che le materie scientifiche non sono adatte a lui, permette di cambiare idea, di sentirsi più vicino a questi ambiti, ed è un obiettivo importantissimo per la scuola secondaria di primo grado, dove i ragazzi iniziano a costruirsi un'identità. Se manchiamo adesso, loro non sceglieranno magari una facoltà, una scuola dove si fanno tante materie scientifiche, magari sceglieranno il classico al posto dello scientifico perché non sentono di essere in grado e magari così si precludono delle possibilità. Ok? Quindi assolutamente importantissimo offrirgli delle possibilità di sperimentare in modo giocoso le discipline scientifiche. Ma anche per demistificare la figura dell'inventore e dello scienziato, perché se domani voi andate in classe e gli chiedete ai vostri studenti l'inventore e lo scienziato, sono delle persone super intelligentissime che sanno tutto e e quindi riescono, perché sono super intelligentissime e sanno tutto e hanno le risposte a tutti i problemi del mondo. Ma il lavoro dell'inventore e dello scienziato non è sapere tutto e applicarlo, è avere un'idea e per prove ed errori, facendo tanti esperimenti, facendo esplodere le cose, fallendo negli esperimenti, trovare la risposta. La comunità scientifica lavora così. Si pubblicano paper di cose che non hanno funzionato e ci si riflette su, si sbaglia. Fate vedere ai vostri studenti i video di SpaceX, di tutti i razzi che hanno fatto esplodere prima di farne andare uno nello spazio. E quello è il metodo scientifico. Tutte le risposte, essere dei geni e avere delle lampadine che si accendono così. Mi sentite ancora? Sì, Angela, ti sentiamo. Ok, perfetto, perché mi è venuta una notifica che la connessione è instabile. Ok. Ok, quindi indicazioni. Angela, Sofia, ci sono dei tratti nazionali. Adesso che vi ho un po' ma si tratta di alcuni tratti, per gran parte, almeno per me, va tutto via liscio. Casomai invito i partecipanti, se non dovesse essere così, a segnalarlo in chat. Vediamo un po'.
Com'è adesso? Meglio? Sì, ti sentiamo. Perfetto, perfetto. Ottimo, ho cambiato rete. Ok, adesso che vi ho un po', spero che non vi siete persi tanto di quello che ho detto, vi ho un po' sconfinferato con il perché portare la robotica educativa a scuola e parliamo un po' delle indicazioni nazionali. Io ogni volta che leggo quel documento mi emoziono perché è scritto bene, ci sono tante cose interessanti nelle indicazioni nazionali. Lo so che voi direte, ma questa è matta, che cosa dice? Ma è vero. Perché? Perché distingue il legislatore tra traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento, che è una cosa molto bella, perché dà l'autonomia alla scuola di farsi il programma, non c'è più un programma che va bene per tutti, che funziona per tutta l'Italia, ma ogni scuola si programma le cose come crede, anche in base agli studenti che ha, agli insegnanti che ha, ai talenti che ci sono nella scuola. E questa è una cosa rivoluzionaria, non esistono più le materie rigidissime, fatte così che bisogna così ingoiare per forza. Avete un sacco di libertà e anche un sacco di libertà creativa nel progettare le vostre lezioni con i vostri studenti. Mi piace tantissimo l'idea dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, no? Perché sono delle piste, non sono delle cose così incise nella vita delle vostre e dei vostri studenti. E anche gli obiettivi di apprendimento sono così ampi che davvero potete muovervi in libertà tra gli obiettivi di apprendimento. Io ve li metto qua, non ve li leggo neanche perché voi le conoscete meglio di me queste cose. Mi piace molto che ci sia un accento così forte sull'interdisciplinarietà, sul fatto che le materie non sono blocchi monolitici, indipendenti da tutto il resto, ma che nella vita e a scuola si impara attingendo dall'esperienza e da tante conoscenze, da tante discipline e che le cose, le esperienze si elaborano, no? È molto bella questa cosa e mi piace che le discipline non sono aggregate in area scientifica e umanistica proprio per favorire l'idea che queste due aree si possano parlare e che le materie possano parlare tra di loro anche se non sono della stessa area. È assolutamente spettacolare. Quindi per il legislatore con la riforma fare scuola diventa un mettere in relazione la complessità del mondo e di modi completamente diversi di imparare, no? E poi oltre a curare e consolidare competenze e saperi di base. E in tutto questo vi viene in aiuto l'idea di compito di realtà, no? I compiti di realtà sono delle situazioni di problema, possiamo chiamarle delle sfide, in cui appunto i ragazzi mettono in pratica le loro capacità di problem solving e contemporaneamente magari applicano delle cose che hanno studiato insieme a voi o scoprono delle cose che poi possono essere dopo portate in astratto sulla materia. Mi piace molto l'idea che per essere efficace il compito di realtà deve avere una connessione evidente e diretta con il mondo reale e una significatività per gli alunni. Questo ve lo dice il legislatore, non mi sto inventando niente. I compiti di realtà, i progetti devono essere significativi per gli alunni e devono avere un appiglio concreto nella loro vita. Quindi per aiutarvi in tutto questo arrivano le tecnologie e in particolare noi oggi parliamo della robotica, ma anche il coding, anche imparare a programmare un sito web, a fare un'app possono essere altrettanto utili per raggiungere i vostri obiettivi. Io oggi vi parlo di robotica, ma anche la stampa 3D potrebbe assolutamente aiutarvi. Sicuramente la collega la prossima volta vi parlerà ancora di più di didattica laboratoriale. Io adesso vi faccio una bella panoramica di idee e di esempi che mi sono venuti in mente pensando a
che attività interessanti si possono fare con i robot nella scuola secondaria di primo grado. Vi do un assaggio, 2 assaggi in alcuni casi per ogni materia. Sappiate che il mondo è pieno di risorse. Collegatevi nei gruppi Facebook, cercate su internet, ci sono un sacco di risorse gratuite a vostra disposizione. E se non ci sono, avete il Fab Lab, contattateli che loro ne sanno tantissimo. Allora, prima di parlare di cosa, come deve essere qualunque esperienza di robotica educativa in classe, deve essere giocosa, attenzione, giocosa non vuol dire vi sfido e vediamo chi vince, ma vuol dire se fate un errore non succede niente, vi do un tema molto ampio e poi ognuno lo interpreta come vuole, sbagliare va bene, si impara dagli errori, ok? Game e play sono parole molto diverse in inglese. Game ha una certa accezione, è competitivo, prevede di ottenere qualcosa, play invece è libero e sperimentale. E in questo caso con giocosa intendo proprio play. Deve essere creativa, ogni studente deve trovare un modo di esprimere se stesso e le sue idee o un suo talento. Vedrete che con i robot è molto, molto facile quando li fate lavorare in gruppo, e qui mi collego con l'altra C, che è la C di collaborativa. Fateli lavorare in gruppo, fateli collaborare tra di loro, ma anche fateli aiutare tra di loro. Una delle cose che mi piace dire nei miei laboratori, e che di solito i ragazzi mi guardano sempre con la bocca aperta, è che si può copiare. Copiare è una cosa umana che facciamo tutti, ed è per questo che siamo così avanzati a livello tecnologico, perché qualcuno ha preso l'idea di qualcun altro e l'ha migliorata, l'ha fatta sua. Copiare va bene, e in questi laboratori lasciate che lo facciano. Chi si lamenta perché qualcuno gli è andato a guardare il progetto, spiegategli che vuol dire che la sua idea è bella se gli altri la copiano. Progettuale, dove gli studenti appunto lavorano a un progetto assumendone il controllo dall'inizio alla fine. Faranno un sacco di pasticci, e là ci dovete essere voi a fare i facilitatori, i project manager, e ad aiutarli a capire che forse stanno perdendo troppo tempo a disegnare il loro progetto, devono cominciare a provare, o che forse si stanno incastrando su un certo aspetto, forse è meglio se lo mettono in pausa e passano avanti. Quindi l'insegnante in questo caso è un facilitatore di processo. E ultimo è che l'attività deve essere arricchente, cioè ognuno di loro deve acquisire dalle esperienze di apprendimento che fanno con voi fiducia in se stesso, nelle loro capacità di cavarsela in qualche modo anche davanti a un problema sconosciuto, anche quando non hanno le risposte pronte a una domanda, perché è questa la competenza più importante che gli possiamo regalare. Noi non sappiamo come sarà il loro futuro, non abbiamo idea delle tecnologie con cui avranno a che fare, dei lavori che faranno, però se hanno questa consapevolezza di potersela cavare, se la caveranno, se non ce l'hanno faranno strafatica. E adesso, dopo i grandi pipponi da psicologa, passiamo alle cose pratiche. Ok, vi ho fatto un po' di esempi. Matematica, traguardi di competenza della matematica. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni, e ne coglie le relazioni tra gli elementi. Questo è un traguardo di competenza che assolutamente si può raggiungere attraverso delle attività di robotica, soprattutto con i robot con le ruote. Perché, come abbiamo visto, ci mettete la penna e il robot lascia una traccia. Quindi potete sfidarli a costruire, se è da costruire, o usare il robot per disegnare le varie figure geometriche. Questo non vuol dire che loro lo pilotano coi tasti finché non disegna la figura geometrica. Loro devono pensare a come fare a spiegare al robot i movimenti e le rotazioni angolari che deve fare per poter produrre quel disegno. E a seconda di dove è posizionata la penna, se nel centro di rotazione del robot o lontano dal centro di rotazione, si devono ingegnare per capire che angoli deve fare il robot. Ok?
Quindi vi permette davvero di capire se loro hanno capito quali sono le proprietà delle figure piane. Tra l'altro questa è un'ottima attività che può diventare interdisciplinare. Perché? Perché una volta che i ragazzi hanno capito come programmare le figure piane di base, dopo con quelle possono creare tutto quello che vogliono. Quindi potreste fare un lavoro insieme agli insegnanti di arte e fare una sessione di arte generativa, dove i ragazzi programmano i robot per usare le varie figure geometriche per creare una composizione, che può essere la rappresentazione di qualcosa, ma anche quella che si chiama arte generativa astratta. Quindi adesso vi faccio vedere. E in questo caso quindi ci agganciamo ai traguardi di competenza di arte, dove l'alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un'ideazione di una progettazione personale, no? E originale. Quindi vi faccio vedere degli esempi e questa è la mia idea di arte generativa, ok? Quindi i ragazzi possono cercare di rappresentare un orsacchiotto come i bambini di Papert, come i fiori, come appunto queste figure astratte che sono comunque molto molto belle. Bene, vado avanti. Se avete cose da dire, smutatevi e ditemelo. Scienze. Ok, scienze, facciamo fisica e biologia di scienze, ok? Vi do due idee. Fisica, traguardi di, anzi no, qui obiettivi di apprendimento, attenzione. Utilizzare i concetti fisici fondamentali in varie situazioni di esperienza. In alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovare relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni. Realizzare esperienze quali ad esempio piano inclinato, costruzione di un circuito, pila interruttore lampadina, ok? Questo è tutto un bel raggruppamento di obiettivi di apprendimento per la fisica nella scuola secondaria di primo grado. Perfetto, si può fare con i robot, come? Con i microcontrollori, ad esempio come il Microbit, che io vi consiglio per la scuola secondaria di primo grado, perché adesso lo vediamo, vi permettono di fare vari esperimenti. Il Microbit ha dentro di sé giroscopio, bussola, termometro, quindi ha vari sensori in un oggetto piccolo così, ma ci si può attaccare anche delle altre cose, quindi potete farci un sacco di esperimenti di fisica. Quello che vi propongo io in realtà è un esperimento ibrido in cui parliamo di tinkering e di robotica. Quindi quello che vi propongo di fare in fisica nella scuola secondaria di primo grado con la robotica sono le marble machine. Quindi sfidate i vostri ragazzi a costruire la pista delle biglie più lenta del mondo. Ok, quindi la biglia parte dal punto A in alto a sinistra della nostra slide e deve arrivare al punto B in basso a destra nella nostra slide nel maggior tempo possibile. Quindi imparano il piano inclinato, imparano l'attrito, imparano il modo del... vabbè, insomma, sperimentano, ecco, più che imparano un sacco di principi di fisica. E in questo caso già di per sé questa attività è molto interessante. Se ci mettete il microcontrollore potete fare delle riflessioni ulteriori, perché il Microbit può essere lo strumento che prende il momento il secondo di partenza e il secondo di arrivo. I ragazzi possono raccogliere i tempi del loro prototipo e capire qual è quindi la composizione più performante per loro. E quindi fare un lavoro proprio di analisi dei dati che hanno raccolto. Addirittura potreste collegarci un motorino e quindi loro potrebbero far partire la biglia premendo un pulsante, quindi avere diciamo una porta che fa partire la biglia oltre al cronometro. Questa è un'attività completa, ragazzi, si fa fisica, ma si fa fisica in un modo divertente e interattivo. Poi, biologia, obiettivi di apprendimento della biologia. Qui ho messo della roba scema, in realtà. Vedere, osservare, sperimentare, quindi questa è tecnologia. Accostarsi a nuove applicazioni informatiche, quindi scienza e tecnologia,
esplorandole le funzioni e le potenzialità. Di biologia in realtà non era questo che vi volevo far vedere, ma era costruire delle esperienze come coltivare e osservare gli allevamenti, quindi imparare i cicli vitali degli organismi. In questo caso con il microbit, ma anche con una in realtà, potete costruire una piccola serra. È molto interessante l'attività della serra perché lato tecnologia gli permette di lavorare sul disegno, quindi sulla progettazione della serra e dopo della costruzione, ma anche della programmazione dei vari sensori sul microbit per gestire la serra. Con il sensore di umidità e un piccolo motorino che si collega al microbit che fa da pompa per l'acqua, i ragazzi possono programmare il microbit per dare l'acqua alle piante solo quando i valori dell'umidità del terreno sono sotto una certa soglia, ok? È un'attività super interessante anche in questo caso perché loro possono non solo creare la serra, ma anche raccogliere dei dati e riflettere sull'andamento della vita delle piante dentro la serra, anche magari basandosi su le condizioni ambientali della stanza dove è posta la serra. Ok? Quindi anche qui è un'attività di scienze a tutto tondo, dove in questo caso potete collaborare con il collega di tecnologia per la parte, diciamo, di costruzione della serra. Ok, materia tecnologia, abbiamo quasi finito. In realtà, come capite bene, tecnologia è la materia in cui queste attività si sposano meglio, perché negli obiettivi di apprendimento della tecnologia e anche nei traguardi di competenze c'è proprio l'acquisizione di competenze sugli strumenti informatici, no? Quindi assolutamente il collega di tecnologia vi invito a coinvolgerlo nelle attività che fate. I robot sono dei fantastici strumenti che vi possono aiutare a voi prof di tecnologia per rendere l'esperienza di apprendimento molto pratica e super coinvolgente, no? Quindi abbiamo già visto la serra, adesso vediamo cos'altro si può fare stando in questi obiettivi di apprendimento qua che voi conoscete molto molto bene, però ve li leggo. Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni. E voi direte, ma che c'entra? Qui è esattamente il contrario, noi dobbiamo montarli i robot, mica li dobbiamo smontare. Sì, è vero, però potete fare un'attività molto interessante che si chiama Toy Dissection, in cui i ragazzi o voi, insomma, gli portate dei giocattoli che funzionano un po' elettronici, di quelli diciamo da tutto €1, il cagnolino meccanico o la pistola che spara, eccetera, eccetera, e li smontate insieme. I ragazzi si fanno di solito io li faccio lavorare su dei grandi fogli con gli occhialini, cacciaviti, perché ovviamente è così, e si fanno una previsione di cosa c'è dentro l'oggetto, quindi lo usano e provano a prevedere come sarà dentro l'oggetto, fanno un primo schema, dopo lo smontano e fanno lo schema di quello che hanno trovato, delle componenti veri e propri che hanno trovato nel robot. Dopo i componenti si staccano e collegandoli all'Arduino, il microbit, quello che volete, loro possono inventare dei nuovi giocattoli, costruire dei nuovi giocattoli utilizzando i componenti che hanno preso dai giocattoli che hanno smontato. Non è fantascienza, si può fare. È super interessante, quindi si fanno diciamo dei giocattoli Frankenstein partendo dai pezzi di giocattoli che hanno smontato. Ok, poi, e qui dopo prendo fiato e mi apro alle vostre domande, con i kit di robotica come l'M-Bot, questo campo di calcio del Bologna Football Club è fatto con i pezzi dell'M-Bot che chi di voi ha fatto i laboratori con Fab Lab ha già visto.
potete fare delle attività proprio di design e progettazione di qualcosa. Gli date un tema che sia abbastanza ampio da permettere varie interpretazioni e ogni gruppo si progetta la sua creazione. Tra l'altro questo tipo di attività sono molto interessanti da fare in collaborazione magari con i prof di storia, di italiano, perché il tema potrebbe essere, che ne so, il Rinascimento. O non lo so, un libro che stanno leggendo con il prof di lettere. Ok, si divide la storia in sequenze e ogni gruppo deve animare, usando il robot, rappresentare la sequenza che gli è stata assegnata o il periodo storico che gli è stato assegnato. Vedete qui c'è il carro dei padri pellegrini che si pilota con il microbit, ok? È super interessante vederli lavorare per progetti su dei temi che sono legati alle materie curricolari, perché vi permette di vedere quanto li approfondiscono pur di realizzare il loro progetto. Io ho visto studenti andarsi a studiare i tessuti e la moda del Rinascimento perché volevano fare assolutamente un progetto, lì eravamo sul coding, sulla moda nel Rinascimento, e non era una cosa che si era approfondita a lezione, ma loro se lo sono studiato apposta per creare un progetto che fosse storicamente attendibile, perché poi la prof di storia comunque gli dava una valutazione su quanto erano stati attendibili lato storico. Quindi queste sono un po' di idee, ce ne sono davvero tantissime altre in giro. Ve lo ripeto di nuovo, 1000 gruppi Facebook in cui potete trovare gente che condivide risorse. Il Fab Lab è un'ottima risorsa per voi, parlatene tra di voi, su internet trovate un mondo di opportunità, ma qualunque cosa voi scegliate di fare, ricordatevi che deve essere divertente. Ok? Grazie. Io spero di sì. Adesso tolgo la condivisione dello schermo così ci vediamo tutti ed è più facile. Grazie Angela della tua presentazione. E dopo questo momento di ascolto, la nostra intenzione era quella di lasciare il più ampio spazio possibile a voi per eventuali domande, anche se in realtà pure io me ne sono segnate tante, nel senso che Angela, come avete capito, è bolognese e quindi non lavora nel nostro territorio, lavora in terra emiliana. Abbiamo avuto la fortuna di averla qui con noi grazie a questo collegamento da remoto, e quindi anche noi di Fab Lab siamo super curiosi di sapere lei come approccia queste materie, come le propone alle scuole, che feedback ha dagli insegnanti e dagli studenti del suo territorio, perché copiare è una gran bella cosa, su questo io sono assolutamente d'accordo, e in ambito making e in ambito Fab Lab guardare cosa stanno facendo gli altri per trarne spunto e fare magari meglio e fare magari insieme meglio è una prospettiva che si adotta sempre e a qualsiasi età, e quindi io, finché magari anche voi pensate alle domande prima di partire con le mie, vi metto in chat il link per richiedere l'attestato di partecipazione, che così intanto che compilate magari ci pensate un attimino e poi vanno a pioggia le domande per Angela. Quindi se vi fa piacere ricevere l'attestato di partecipazione al seminario, sapete che dovete compilare questo modulo con i vostri dati. Tra l'altro io aggiungo che ho un piede a Bologna e uno a Pordenone, quindi il Veneto sta proprio in mezzo. Sei in terra emiliana, in terra friulana e noi stiamo in mezzo e ci attraversi andando e tornando, giusto? Esatto, esatto. Ma quindi Angela, tu hai la possibilità di fare esperienze anche con le scuole friulane?
Mi sono trasferita qui da un annetto e diciamo che il Covid non mi ha aiutato, ma ho fatto qualcosa soprattutto sul coding per ora nella scuola secondaria di primo grado. Sì, e il contesto è molto diverso, hai ragione tu. E l'Emilia Romagna è, diciamo, una regione che fa queste cose da tanto tempo, no? E quindi c'è una cultura della tecnologia molto condivisa tra gli insegnanti, mentre in Friuli, almeno qui dove sto io, che poi è esatto, il progetto Marconi, il servizio Marconi ha fatto un grande lavoro per l'Emilia Romagna di divulgazione e di formazione degli insegnanti, no? Non è così in Friuli Venezia Giulia, anche perché il territorio è molto variegato, ci sono tante scuole di montagna, eccetera, eccetera, quindi è tutto molto nuovo ancora. E per me è anche bello vedere gli insegnanti gasatissimi che vedono magari il coding per la prima volta. Ma il progetto Marconi, che io per esempio non conosco, ma vedo che Mirko, che è collegato con noi, ha citato e quindi qui c'è un collegamento mentale. Ci spieghi, Angela, come ha aiutato gli insegnanti a entrare in queste tematiche? Allora, il servizio Marconi è un gruppo dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna, quindi è un team selezionato apposta di persone, di insegnanti che nella loro pratica di insegnante utilizzavano la tecnologia, che hanno quindi avuto la funzione distaccata o totale o parziale per andare nelle scuole che ne facevano richiesta a formare gli insegnanti e a co-condurre insieme agli insegnanti dei laboratori con i bambini. Questo già da più di 10 anni, quindi è tanto tempo che le scuole dell'Emilia Romagna hanno la possibilità di formarsi in modo approfondito su questi temi. In effetti il tema dell'affiancamento è un tema molto rilevante e noi che in Veneto lavoriamo già da un po', confesso che facciamo questo tipo di servizio per le scuole, nel senso anche il laboratorio che il progetto di Conegliano, DigiLab di Conegliano ha permesso di erogare nelle scuole, vede la presenza dell'educatore di FabLab in affiancamento all'insegnante curriculare, quindi all'insegnante d'aula, per l'erogazione delle attività. Quello è un momento in cui ovviamente non è dedicato ad una sola tipologia di materia, per forza matematica, tecnologia. In quelle ore può capitare l'insegnante di religione, l'insegnante di italiano, come l'insegnante di tecnologia. Non c'è stato un monitoraggio, un controllo su questo, ma abbiamo visto l'interdisciplinarità dell'argomento e quindi poter avere un trainer in classe che conduce gli alunni in questo tipo di esperienze è un ottimo modo per far proprie da parte degli insegnanti queste competenze. E qui arriva la mia prima domandona, Angela, nel senso che essendo noi in un territorio che sta ancora partendo, no? Magari avere un progetto Marconi qui in Veneto, magari ci arriveremo quasi sicuramente, però io mi metto nei panni, e ne ho conosciuti tanti, dell'insegnante a cui queste cose gli fanno una gran curiosità, ha un sacco di voglia di provare a comprare gli M-Bot, provare a comprare altri tipi di materiale per la scuola, magari riesce anche col suo DSGA a organizzare questa cosa, ma poi che faccio? Come? Primo, scelgo e acquisto il materiale. Secondo, come costruisco la mia attività da proporre ai ragazzi? Hai qualche suggerimento? Ok, è una domanda molto difficile, però provo a risponderti. Intanto ti dico che in realtà, come Mirko ci dice in chat, adesso, proprio sul modello del servizio Marconi dell'Emilia Romagna, si sono create le equip formative territoriali per tutte le regioni. Quindi adesso ogni regione ha il suo pool di insegnanti esperti che possono dare una mano agli insegnanti e che organizzano eventi formativi, eccetera, eccetera. Quindi buttateci un occhio a questa cosa dell'equipe formativa territoriale del Veneto, perché loro sono un'ottima risorsa per voi, no? Poi in generale, quando si sceglie un kit di robotica educativa, ci sono una serie di aspetti da considerare, no? Il primo è che voi dovete comprare su MEPA, e quindi dovete andare a vedere che cosa si trova su MEPA, perché non è assolutamente banale. Io personalmente sono un libero professionista, quindi posso comprare dove voglio e tante volte compro dalla Spagna, dall'Inghilterra, perché posso permettermi di scegliere il kit che più mi piace in base agli obiettivi che ho per i ragazzi. Nel caso della scuola,
mi è capitato di dire, oh, comprate questa roba, si compra in Spagna, è fichissima, ed loro mi dicano, no, io devo comprare su MEPA. E quindi vediamo cosa c'è su MEPA, o troviamo dei partner che possano, diciamo, venderci come MEPA, ma acquistare per noi da un'altra parte. Quindi questo è il primo punto. Secondo punto, dipende molto dal tipo di attività che avete deciso di fare e dal budget che avete. Io personalmente consiglio MBot perché è molto low budget e se usato in un certo modo vi permette di fare tante attività, no? Quindi al di là del montarlo e di utilizzarlo come macchinina che risolve un sacco di sfide, i componenti di MBot, se staccati dal pezzo di metallo azzurro, possono diventare dei componenti per fare altro. Qui il limite è solo la vostra immaginazione e gli obiettivi di apprendimento che avete per i vostri studenti o il compito di realtà che avete pensato di offrirgli. Ecco. Quindi ecco, pensare a quello che volete fargli fare è molto importante per scegliere il kit giusto. Poi ci sono dei kit che si prestano bene a fare un po' di tutto, per esempio il Microbit con i vari componenti che si possono comprare a parte, è un kit molto versatile perché ci si fa la macchinina, ci si fa la serra, ci si fa il sensore, insomma vi permette di fare tante robe, però il punto importante è dove sono i miei ragazzi come competenze anche proprio manuali, no? E così come maturità cognitiva, perché anche l'MBot, Gloria, cioè voi li avete visti, hanno quei cacciaviti e io ho visto un ragazzino di prima media farsi così col pacco di fazzoletti, col cacciavite, e se non ci fossimo stati noi gli educatori a dirgli ehi, guarda che fra un po' quello si buca e ti buca la mano, lui avrebbe continuato a infiltrarsi col cacciavite. Quindi avere bene un'idea di dove sono i nostri ragazzi a livello di competenze, a livello di maturità, dove vogliamo farli andare e le esperienze di apprendimento che vogliamo offrirgli ci aiuta a scegliere il kit migliore. È chiaro che la cosa migliore sarebbe avere un posto come il Fab Lab dove magari la tecnologia c'è già, andarla a provare e insieme a un esperto del Fab Lab magari decidere qual è il kit migliore per voi. Non è che potete comprarli tutti, provarli tutti e poi decidere quale far comprare alla scuola, no? Quindi sfruttate le realtà locali che avete dove queste cose esistono già. Chiedete ai colleghi che ce l'hanno già, ma insomma se avete un Fab Lab assolutamente sono le persone migliori per aiutarvi a scegliere il kit migliore per voi. Io aspetto un po' a vedere se c'è qualcun altro che ha voglia di fare una domanda, se no io vado con la seconda. Beh, ma se intanto che tu fai con la seconda qualcuno ha delle domande può anche mettermele in chat. Io vedo che Mirko è molto attivo ed ha ragione che i progetti multidisciplinari con più insegnanti sono assolutamente un ottimo punto di partenza, anche perché vi permette di distribuirvi le ore di lavoro, no? Su varie materie, perché questo è l'altro punto della scuola secondaria di primo grado. Gli insegnanti hanno le ore da 50 minuti e sono col contagocce. Cioè l'insegnante di tecnologia ha pochissime ore, non può fare tutto nelle sue ore, deve per forza collaborare con qualcun altro se vuole che l'esperienza non sia 50 minuti fatto finito a vedere. Grazie. Scusate. Vai Gloria. Sì, Angela, ti chiedo la cortesia di ripassarmi l'organizzatore, vai sopra il mio nome, altro e assegno organizzatore, così posso gestire eventualmente gli audio. Allora, altro, assegno organizzatore. Perfetto, grazie. Ecco, l'altra domandona arriva da un'affermazione che mi ha colpito parecchio, l'avevo già sentita in vari modi, però ridetta e ridetta in italiano aiuta sempre. So che si può fare, ma non so come fare. Nel senso che quello stato d'animo, quello stato di consapevolezza in cui la teoria ci sta aiutando, so che si può fare, ma non l'ho mai messo in pratica.
ed è quel cortocircuito che vivevano gli ingegneri laureati del MIT, quindi queste teste super fantastiche di cui il mondo dovrebbe fregiarsi, che si trovavano in panico di fronte a dover accendere una lampadina e arrivarci per tentativi a capire che il proprio corpo poteva essere l'elemento conduttivo utile, o comunque c'era una strategia per prove ed errori per arrivare a capire come far accendere quella lampadina. Io ho ben presente cosa succede all'interno del nostro laboratorio quando mettiamo in pratica per prove e tentative con i ragazzini e la confusione è tanta. Non lavoro a scuola, quindi non mi so immaginare il livello di confusione che si crea in una classe che ha già degli spazi non generosi, deve mantenere in questo periodo terribile anche mascherine e distanziamenti, e ci devo fare entrare anche il materiale. Il materiale magari per tutti, per farli lavorare in gruppo. Che suggestioni, consigli, spunti puoi offrirci per inserire questi momenti di esperienza che per forza di cose non possono essere un'esperienza silenziosa, ordinata, pianificata e regolare, ma sarà un'esperienza molto rumorosa, con tanta confusione in classe, con i ragazzi che chiedono e che quindi si spostano, si muovono e quant'altro. Che prospettive puoi dare ad un insegnante che approccia con un filo di panico tutto ciò? Ok, allora è interessante mentre parlavi del fatto che no, c'è questo momento di non so come fare ma lo voglio fare, penso anche all'insegnante che davanti alla tecnologia o a questi kit di robotica dice sì, va bene, io mi devo fare un corso di laurea su questa roba e poi la vado a insegnare. Capisco la voglia di sentirsi super competenti su quello che si sta andando a proporre ai ragazzi, perché se poi mi fanno una domanda, questa è la cosa che mi viene detta più spesso, no? Ma se io non lo so alla perfezione usare questo robot e loro mi fanno una domanda e io non so rispondere, che succede? Scusa, adesso sto uscendo dal tema della tua domanda, ma dopo rispondo anche a quella. Però mi hai proprio fatto pensare a questo. Ieri ho avuto una supervisione con un gruppo di insegnanti che sta lavorando a un progetto con me e l'insegnante mi diceva no, io sta cosa quest'anno la provo solo io perché mi voglio sentire super competente prima di provarla con i ragazzi. E io ok, è giusto, è giustissimo, perché noi siamo abituati come insegnanti a pensare che siamo noi a dover dare le risposte, no? Ma non è così. Cioè, noi siamo lì per fare da esempio, non per dare le risposte. Quindi se io non so, se mi chiedono una cosa e io non la so, ma certe volte anche se la so, io gli dico non lo so, perché guardiamoci insieme, perché è quello che permette a loro di dire ah, ma allora non bisogna avere tutte le risposte, si può anche provare a vedere che succede, si può andare a cercare la risposta, no? Ed è lì che demistifichi l'idea del genio, dell'esperto, di quello stracompetente. Ok, e questa è una parte, quindi provateci anche se dei robot non ci avete capito tuttissimo, perché poi si fa insieme, si scopre con i ragazzi, non abbiate paura di dirgli che non lo sapete, andiamoci a guardare il tutorial su YouTube. È solo un grande esempio per loro, vedere che voi non sapete. Alberto Manzi lo faceva sempre e poi i bambini gli dicevano maestro, ma tu non sai mai niente. Ottimo! Ok, detto questo, è vero, succede una baraonda nel laboratorio, poi magari Linda la prossima volta ve ne parlerà meglio della gestione della didattica laboratoriale. Sì, cioè non posso dirvi che c'è un segreto per farli stare tutti in silenzio. Una cosa che io trovo molto utile è andare nell'aula di arte, se c'è l'aula di arte, andare nel laboratorio di scienze, quindi andare in un'aula che non sia la loro aula a fare il laboratorio, perché questo vi permette di allestirlo intanto, di non perdere tempo a spostare i banchi, mettere via gli zaini, attento che inciampi qua e là,
e magari vi permette di preallertare i vicini del fatto che in quei 50 minuti sentiranno un po' più di caos rispetto al normale. Non abbiate paura dei colleghi che vi giudicano perché non sapete tenere sotto controllo i ragazzi, perché non è saper tenere in silenzio i ragazzi che fa un buon insegnante. Cioè, se loro si stanno divertendo e quel caos sono menti che parlano, ragazzi che si scambiano problemi e si aiutano a vicenda, va bene, e quello è essere un buon insegnante. Tante volte il silenzio è ho paura di parlare, non è no? Non mi sento libero di esprimermi. Adesso vi sembrerò una fricchettona, però è davvero così. Poi insomma quando li vedrete all'opera, ma sono sicura che li avete già visti per chi ha partecipato ai laboratori con Fab Lab, si vede che quello è un caos creativo. Poi è chiaro che bisogna tenere il volume, quindi per esempio due cose. Una è, io tendo ad usare questo trick di mettere della musica mentre loro fanno il laboratorio, in modo che se la vogliono sentire per forza di cose devono tenere i volumi bassi. Quindi la musica magari la scegliamo insieme, magari ogni volta la sceglie una persona diversa, non a un volume altissimo per non disturbare i vicini, però quello diciamo di solito tende a abbassare un po' il caos. E l'altra cosa che potete fare, visto che è un laboratorio di robotica, è mettervi un robot con un sensore di rumore che magari indica quando c'è troppo rumore nell'aula. Magari lo costruite insieme a loro e poi dopo quello diventa l'oggetto che gli dice ragazzi troppo caos. Potete fare anche un progettino Scratch in realtà senza neanche il robot e magari che ne so il personaggio diventa super grande e poi esplode quando c'è troppo rumore o cambia il colore eccetera eccetera. Quindi modi creativi per fargli capire che il volume è un aspetto così di civiltà che va considerato quando si è in una comunità più ampia del gruppo classe, no? Non so se ho risposto alla tua domanda. La mia sì, io mi sento abbastanza soddisfatta, vorrei sentire gli insegnanti se magari si sentono soddisfatti degli spunti che gli abbiamo proposto, che gli hai proposto, delle domande fatte, o se hanno anche molto semplicemente voglia di condividere delle esperienze che hanno già provato nella loro scuola. Ci dai un esempio di attività basic per rompere il ghiaccio e provare anche noi, dice Linda. Ok, anche qui dipende molto dal kit che avete a disposizione. Vi faccio gli esempi con i due kit che conosco meglio, che sono l'Mbot e il Microbit. Allora, se usate l'Mbot, diciamo, nella sua versione tradizionale, quindi come macchinina, una cosa interessante che faccio fare spesso ai ragazzi è di questa è un'attività interessante anche per i prof di matematica, personalizzarlo, quindi diciamo dopo che l'hanno costruito aggiungerci qualcosa che lo renda distinguibile dagli altri, ok? Quindi magari programmare le luci per accendersi di un certo colore o il buzzer per suonare qualcosa e dopo sfidarli a programmarlo per fare 1 metro, solo 1 metro da solo, senza essere pilotato. Quindi loro devono capire che la ruota è una circonferenza, che dal raggio possono prendere il perimetro, come si dice, prof di matematica aiutatemi, e che se hanno quel dato lì è molto facile capire come spiegare al robot quando si deve fermare. Poi anche lì è un'attività semplice per rompere il ghiaccio e che vi permette di vedere in che modo si approcciano ai problemi. Perché ci sarà il gruppo che col cronometro fa andare il robot per vedere quando ha fatto 1 metro, senza pensare assolutamente alla geometria, alla matematica. Ci sarà il gruppo che spia quello che fanno gli altri fino a che gli altri non hanno trovato una soluzione. E ci sarà il gruppo che dice, aspetta, ma la ruota, ma quanto è la circolare? Allora facciamo così. Ed è molto, quindi, è un'ottima attività anche per capire come si approcciano i ragazzi alla risoluzione di un problema ampio, no? Dove non ti sto dicendo qual è il procedimento che devi usare.
E microbit, scusate, ho detto MBot e non ho detto microbit. Con microbit è un'attività che mi piace molto, che gli permette di capire che il microbit ha dentro sia dei sensori che degli attuatori, no? Perché ha il sensore ma anche una matrice di lucine che si possono accendere. Credo che il microbit nuovo abbia anche un buzzer che suona e fare le facce che cambiano, quindi diciamo programmare il microbit per avere un'espressione o un disegno e che quando viene shakerato cambia espressione, quindi fa tipo o qualcos'altro o viene fuori una scritta. Quindi l'idea di fargli capire che in base a quello che i sensi del microbit gli stanno dicendo possono succedere degli eventi diversi. È una cosa molto semplice da fare, molto a basso così, livello, perché il linguaggio di programmazione del microbit vi permette di farlo con 4 blocchetti, questa roba qua, però molto, molto interessante. Mi permetto così, sempre aspettando, di fare una domanda che esce un po' dall'ambiente della robotica, no? In cui ci dovrebbe essere un oggetto fisico, su ruote o su piedi, ma insomma comunque qualcosa di solido, un hardware, per farti una domanda su quello che è il software, quindi questi magici blocchetti. Allora, sicuramente la nostra regione non è a livello dell'Emilia Romagna e qui tutti sanno che cos'è il coding, il pensiero computazionale, Scratch, Unblock, eccetera, eccetera. Ma ti va di dirci 2 cose su come un insegnante può iniziare ad approcciare i software come Scratch per capirli nel loro funzionamento, imparare a farci qualcosa, pur non pretendendo di fare tutto, come tu ci dicevi prima, perché San Google ci viene sempre in supporto, e come iniziare a far propri, insomma, questi strumenti. Allora, per il coding, diciamo, base, io vi consiglio assolutamente Scratch. Trovate online un sacco di, proprio l'MIT, che è insomma Lifelong Kindergarten, che è il gruppo che ha sviluppato Scratch, ha pubblicato un sacco di Scratch Cards, si chiamano, schede di programmazione, che sono dei tutorial passo passo per realizzare dei progetti. Sono molto interessanti perché sì, sono un tutorial passo passo, ma a un certo punto aprono alla creatività dello studente, per cui c'è anima il tuo nome che ti spiega come animare le letterine, ma poi ti dice anche prova a fare anche quest'altra roba, o adesso crea quello che vuoi. Li trovate nella sezione tutorial di Scratch e sono delle risorse assolutamente interessantissime. Oppure, adesso tra l'altro fra pochissimo parte LCL, che è un MOOC online gratuito, sempre tenuto dai ragazzi di LLK, del Lifelong Kindergarten. C'è la facilitazione in italiano, io sono tra i facilitatori di solito della comunità italiana, quindi potete formarvi con gli inventori di Scratch, sia sulla teoria dell'apprendimento creativo, sia proprio su Scratch. Ci sono degli appuntamenti al mercoledì di solito, adesso non mi ricordo quest'anno quando sono, se è il mercoledì o il giovedì, dove si fanno delle attività di Scratch in gruppo. Ci sono i gruppi in italiano, quindi voi potete andare e assolutamente imparare con dei colleghi. Ma anche Mirko vedo che ha condiviso in chat un paio di link molto interessanti, quindi grazie ancora Mirko, e ti invito, se ti va, di condividere un po' la tua esperienza, anche ad attivarti il microfono e raccontarci un po' tu come sei arrivato a sapere. Non essere timido, Mirko. No, non sono timido, che avevo un po' di rumore nell'intorno. Dunque io ho cominciato tutto, sono andato a fare un paio di giorni di corso come si chiama, Trieste, adesso mi scappa, insomma. Comunque diciamo scientifico? Ecco, brava ragazza, l'immaginario scientifico facevano una formazione per insegnanti su Arduino e io ero già un po' di anni fa, insomma, che ci giravo intorno e a me è bastato quello, nel senso che, come dire, ci sono a volte delle piccole tecnicalità, dei piccoli problemini e anche il fatto di vedere uno che lo fa e te lo fa, insomma, realizzi la cosa lì per lì, dopo tu capisci che in realtà si tratta solo di dedicarci una certa quantità ragionevole di tempo, dopo dipende quanto uno è nerd, no?
voglio dire, se mettiamoci nei panni di un insegnante che ha tante cose da fare e quindi appunto vuole dedicarci una ragionevole quantità di tempo, però molte di queste piattaforme e in generale insomma i gruppi Facebook eccetera ti permettono, una volta che hai capito la strada, di recuperare attività in tempo molto rapido. Non so, Arduino ha tutta una sua comunità, tutto il sito, tutti gli esempi dentro, per cui già solo con gli esempi che sono nel software, come dire, quando hai capito che clicchi il link e ti porta la pagina in inglese, ma in realtà sul sito Arduino c'è esattamente lo stesso esempio con tutto il tutorial in italiano, a quel punto lì dici ok, oggi faccio questo, domani mi guardo quell'altro, e poi esattamente quello che diceva Angela, nel senso che come dire, lo fai fare a loro, cioè quando tu hai capito com'è la cosa. Io delle volte mi guardo un esempio e dico ok, abbiamo i pezzi, più o meno dovrebbe funzionare così, io non lo provo neanche, vado là e dico ragazzi oggi facciamo questa cosa qui, e a un certo punto c'è un gruppo che riesce a farlo, dico fate come loro, andate a chiedergli come hanno fatto. Prendo quelli e gli dico, gli spiegate come avete fatto, e ci sono veramente delle volte in cui io non ho capito cosa, cioè lo capisco dopo, quando arrivano gli ultimi, insomma. E questo proprio, secondo me, è un moto di fiducia verso se stessi, cioè il problema è che tu come insegnante sei abituato a essere quello competente, no? E quindi se tu arrivi lì con questa paranoia che devi essere competente, sei fregato, perché appunto ci vuole una laurea in elettronica, perché se non va una volta una cosa, perché se non va una volta un'altra. Poi è chiaro che, come dire, all'inizio qualche prova a casa te la devi fare perché vuoi arrivare lì, insomma, che vuoi che la cosa funzioni. E dopo io, da quello, dopo, con grandi difficoltà tecniche, perché ero in una scuola che aveva pochissime infrastrutture ai tempi, ho cominciato a lavorare con quella piattaforma che si chiama code.org quando è nata, e poi con Scratch, e poi dopo ho usato Lego, ho usato Arduino e altre cose, insomma. Così io faccio parte delle equip formative del Veneto, ecco. Quindi è un servizio gratuito e quindi... Quindi dovete proprio mastalkerare Mirko di brutto, ragazzi. Assolutamente. No, le equip formative sono fondamentali. Poi mi è venuto in mente che allora su Facebook, se vi interessa Microbit, Michele Maffucci ha una comunità Facebook grossissima, piena di roba, anche esageratamente nerd certe volte, però voi potete, quindi progetti molto complessi che magari non sono proprio adeguatissimi alla scuola secondaria di primo grado, però ci sono anche cose fattibili. Microbit proprio, Microbit come BBC Microbit ha un sito pieno di risorse e ogni anno, questo per i prof di scienze e tecnologia potrebbe essere interessante, lancia delle sfide per le scuole a tema ambiente, quindi trova delle soluzioni per risolvere questo problema e regala gratuitamente i tutorial e tutta una serie di risorse perché le classi possano poi affrontare la sfida, diciamo. Quindi anche questa è una... Adesso vi cerco il link, va? Eccolo qua. Finché Angela cerchi il link, vedo che è intervenuta in chat anche Chiara Finetti dell'Istituto Comprensivo di Conegliano, che io non ho mai conosciuto di persona, ma ci siamo parlate tante volte e so che la loro esperienza come scuola ha già fatto qualche passo avanti. Ti va, Chiara, di raccontarci voi come scuola cosa avete già implementato? Sì, beh, io come dicevo prima, noi siamo partiti con code.org ancora 3 anni fa per lavorare sul coding. C'era una collega che adesso è andata in pensione che invece seguiva la robotica con i Lego, con i robottini Lego. Io appunto ero appena arrivata nella scuola e quindi ero partita con qualcosa di più soft con il coding. Poi avendo studiato ingegneria ho lavorato sulla stampa 3D, per cui noi abbiamo lavorato con Tinkercad. Quest'anno finalmente siamo riusciti a avere la stampante 3D e devo dire che grazie al progetto Digitiamo abbiamo attivato anche una nuova parte di robotica e anche noi abbiamo acquistato adesso 3 robottini con dei fondi che avevamo a scuola e aspettiamo di ottenere i fondi STEM per implementare il gruppo di robottini e gli Ambot.
Quindi sì, diciamo che con i ragazzi che hanno fatto il corso, quelli della terza che hanno lavorato con gli Mbot, abbiamo già fatto altri programmini grazie a quello che abbiamo imparato con il corso del Digitiamo, perché lì devo dire che ho imparato anch'io perché i robottini non li avevo mai usati prima. È stato bello e divertente per i ragazzi, sì. È una cosa che devo dire ha fatto lavorare anche i ragazzini che di solito fanno più fatica a studiare, perché è chiaro che queste cose piacciono anche a loro. Assolutamente, anzi mi è capitato nella mia carriera proprio i ragazzini più scolastici, tra virgolette, quelli che sono molto bravi a performare quando gli si dà un compito molto dettagliato, no? Una sfida precisa, e fare molta più fatica rispetto a quelli che di solito sono in difficoltà, perché avere una sfida ampia dove non c'è un percorso predeterminato, non c'è un solo modo di risolvere la cosa, li manda un po' così, no? Li squilibra un po'. Poi ce la fanno ovviamente, però vedi proprio, tante volte le maestre mi fanno, no, ma è incredibile, ma quel gruppo lì sta andando meglio di quell'altro che sono quelli bravi. Ed è bello anche poter spezzare ogni tanto queste, no? Queste così, idee che ci siamo fatti dei ragazzi e vedere che anche quelli che magari sono più in difficoltà su certi ambiti possono fiorire su altri. Grazie anche a Chiara che hai condiviso con noi la vostra esperienza. C'era una domanda sopra, Angela, fatta da Antonietta Chimienti, spero di averlo pronunciato bene, che dice così: ma per chi insegna la scuola primaria, per chi come me per tutto questo è arabo, cosa mi consigli di fare? Dove posso approfondire la materia? Dove posso materiale per insegnare e imparare? Forse qualche spunto l'abbiamo già dato, no? Prima, quando ci parlavi di come approcciare il coding. Vuoi dare qualche altro suggerimento, Angela? Sì, allora intanto Antonietta, il corso LCL va benissimo anche per gli insegnanti della primaria, quindi se ti va di farlo assolutamente quello è un ottimo punto di partenza per imparare. I tutorial di Scratch altrettanto sono fatti apposta e adesso vi stavo cercando una risorsa che si chiama Creative Computing Curriculum Guide, che è una guida scritta del gruppo di Harvard che si occupa di didattica della programmazione. Hanno fatto una guida passo passo, lezione per lezione per gli insegnanti per portare il coding in classe. È super bella e proprio l'approccio è creativo. Su questo magari dopo dico qualcosa rispetto anche a code.org. E poi per la primaria c'è il libro che mi sa che è di... non mi ricordo, comunque si chiama Coding anche tu. L'ha scritto Andrea Ferraresso, che tra l'altro è veneto, insieme a Giulio Bonanome, che è un mio collega, che è tutto pensato per portare il coding nella scuola primaria. Sai cosa, Angela? Ti va di scrivere in chat così resta anche traccia, riescono a segnarsi meglio gli insegnanti il nome del libro Coding anche tu, così lo ripeto anch'io col nome dell'autore, e l'altro progetto di cui parlavi dell'Università di Harvard per iniziare per l'insegnante della primaria ad approcciare il coding. Nel frattempo io leggo i messaggi di Mirko, ma Mirko, se ti va di accendere l'audio e raccontarceli tu, perché questa è proprio bella, questa delle due ragazze, raccontacela. Sì, divertente, ma dovete guardare il link che dopo quando vedete della finale, sono simpatiche proprio. Loro erano due ragazze che, insomma, matematica in generale, il profitto scolastico non era, diciamo, ottimale, per usare un eufemismo. E con questa cosa qui hanno trovato comunque una loro strada per esprimersi, per trovare anche nuove motivazioni e soprattutto anche trovare un po' fiducia in se stessi, insomma, quindi è stato abbastanza divertente come docente vedere questo passaggio, ecco. E così, insomma, poi lo era molto, insomma, è stato emozionante anche, insomma, vedere questa capacità di creare un team, di riuscire a dimostrarsi che ce la potevano fare, insomma, no? E poi vabbè, dopo ovviamente lì loro hanno avuto
e abbiamo avuto la fortuna così di superare tutte le tappe, arrivare alla finale e poi anche vincerla, ma vabbè, c'è l'elemento, come in tutte le gare, c'è l'elemento fortuna anche, no? Però insomma è stato proprio simpatico. E secondo me è proprio la dimostrazione come queste attività hanno questo senso intanto, no? Poi probabilmente ne hanno anche altri, diciamo io penso sempre che, insomma, come dire, riuscire a introdurre a basso livello le tecnologie e quindi arrivare a gestirle sia fondamentale, altrimenti si diventa solo dei fruitori e sappiamo bene quali sono i problemi che sorgono quando uno solo ne fruisce, no? Perché comunque sono loro che ti guidano. Sì, esatto, su questo l'inventore di Scratch, Resnick, ha detto una cosa bellissima una volta, che è come se i ragazzi adesso sapessero leggere ma non scrivere con la tecnologia, no? Cioè loro sono dei fruitori passivi perché sono bravissimi a sbloccare, a fare videogame, TikTok, tutto quello che volete, però la sanno leggere la tecnologia, ma non sanno creare delle cose, esprimersi in modo creativo, condividere delle idee, non sanno scrivere con la tecnologia. Vi immaginate che cosa può essere saper leggere ma non saper scrivere? Cioè quanto è limitante, quanto sarebbe limitante? Intervengo io su questo, sono Serena Cesca e ho così steso un po' i contenuti del progetto che poi è stato finanziato dalla Regione, pur partendo da un lavoro completamente diverso perché coordino le attività delle politiche giovanili, quindi, ma nasce tutto all'interno proprio delle politiche giovanili. E su questo è stato proprio l'elemento, su questo che dicevi adesso, è stato proprio l'elemento che ha costituito questa parte di progetto. Nel senso che noi lavorando da diversi anni all'interno delle scuole secondarie di primo grado e adesso anche con l'ultimo ciclo delle primarie rispetto appunto all'utilizzo consapevole della rete, alla parte social, ci siamo interrogati e abbiamo detto ok, bene, allora continuiamo a lavorare su questo, ma cerchiamo di dare anche agli ragazzi la modalità, cioè degli strumenti, delle competenze per utilizzare la rete, per utilizzare internet, per utilizzare tutte le opportunità delle nuove tecnologie da un altro punto di vista, cioè imparando ad essere fruitori attivi, imparando ad essere protagonisti, creando una sorta di anticorpi per poter utilizzare poi con più consapevolezza anche la parte godereccia, insomma, del tempo libero, altrimenti rischiamo di continuare a parlare di prevenzione, ma in maniera, come dire, che alla fine diventa sempre una cantilena, ormai ne parlano tutti. Quindi la prospettiva su cui stiamo lavorando adesso, iniziando con questo progetto, ma come diceva anche l'assessore, la nostra idea è di continuare su questo e di continuare molto con la scuola, anche perché nasce appunto questo progetto all'interno del nostro mondo, anche se non abbiamo, come dire, non conosciamo bene questo tipo di linguaggio, però insomma, lo stiamo imparando, ma proprio perché secondo noi è dare strumenti, competenze, autonomia ai ragazzi, capacità di utilizzare gli strumenti con consapevolezza, vuol dire dargli la possibilità di utilizzare tutto quello che sarà poi, perché come dire, ormai anche i social sono sorpassati e adesso vedremo il metaverso e tutto quello che comporterà questo, ma se noi riusciamo a costruire nei ragazzi, a dare ai ragazzi una sorta di anticorpi per affrontare meglio, con più autonomia e consapevolezza, penso che sia l'unico modo e non continuare a fare solo la prevenzione. Ecco. Assolutamente. Grazie Serena di aver contestualizzato meglio l'intervento all'interno del progetto, ma anche averci dato una visione di necessità rispetto alle nuove generazioni, alle giovani generazioni. Credo che insomma alcuni di noi sicuramente vivono la genitorialità e quindi non solo il senso di responsabilità verso i propri alunni, ma anche il senso di responsabilità verso i propri figli e abbiamo tutti noi fatto esperienza di cosa comporta a livello di cambio di tipologia di relazione un uso massivo
della tecnologia come il tablet, lo smartphone, la smart TV, stanno radicalmente cambiando le dinamiche relazionali dei ragazzi ma anche di noi adulti, quindi passare per una strada di consapevolezza è molto importante. Sì, perché poi la consapevolezza porta a farsi delle domande, no? A essere critici nei confronti di quello che si fruisce e, insomma, e a imparare a selezionare. È chiaro che questo non lo si fa solo imparando a programmare il robot o programmando il sito web, lo si fa attraverso la stimolazione della mente del ragazzo e della possibilità, dell'apertura delle possibilità di farsi delle domande e di non aspettare che qualcuno dall'alto ci dia delle risposte. È per quello che vi dicevo che il nostro compito è fare da esempio, no? Le fonti si possono mettere in dubbio, si devono mettere in dubbio, anche l'insegnante, anzi se l'insegnante non lo sa è meglio, così le cerchiamo insieme le fonti e le critichiamo dopo, scegliamo qual è la più attendibile. Ma su questo Mirko prima ha fatto una battuta che mi ha fatto accendere la lampadina, ha usato le parole destrutturare la tecnologia. Allora, io lavoro in un Fab Lab, ma di tecnologia ne so ben poco, e quindi quel che so l'ho assorbito dai colleghi. Sì, qualcosina l'ho assorbito, però ecco, io dovessi fare il giocattolo di Frankenstein che prima Angela ci raccontava, cavolo, deve essere interessante, nel senso che la domanda che mi sono fatta è: chissà come si immaginano i ragazzini il dentro di un giocattolo tecnologico, chissà cosa disegnano prima di aprirlo. Però questo approccio, no, che suggeriva Mirko di destrutturarla, cioè renderla meno complessa, renderla meno artificiosa e distante da noi, con questo approccio giocoso, creativo e senza la pretesa di sapere tutto in partenza, no? Ma con una modalità di andiamo a scoprirlo insieme, probabilmente fa deporre quel senso di ansia, no, da prestazione, sia da parte di chi deve trasmettere un sapere che da parte di chi deve raccogliere un sapere. Non so Mirko se ho interpretato correttamente questo destrutturare la tecnologia. Sì, direi di sì. Cioè, tieni conto che io insegno matematica, quindi è una cosa noiosissima e pesantissima, tra virgolette, e quindi secondo me è una compensazione più facile per me. Per un insegnante di tecnologie secondo me ci sono altre dinamiche, no? Il tempo più breve, il fatto che già insegna cose molto affini, no? Può darsi che, non so, faccia alcune cose, poi non ne fa altre perché non ha avuto tempo, perché non ha i materiali. Quindi io gioco anche su, come dire, me la gioco nella mia casa, tra virgolette, quindi per me il fatto di affrontare questa cosa e di buttarci dentro l'argomento di scienza, l'argomento di matematica, quindi le ore che spendo lì me le ritrovo perché appunto ho fatto la circonferenza senza dirlo, ok? Quindi questo cerco di, ovviamente dopo ci sono delle piccole strategie da insegnante per massimizzare il risultato, questo è un aspetto. Però sì, e poi vabbè c'è anche il fatto che sono alla scuola media, quindi io lo vedo come una missione di carattere culturale questa, e dico sempre, guardate che quando andrete a fare elettronica dimenticatevi tutto, perché sicuramente vi faccio fare delle cose come elettronica, dici, aiuto, cosa hanno capito questi? Ok, quindi non è ancora una professione, è un entrare in contatto, ma come diceva Angela, cioè come dice Resnick, cioè, tu devi avere gli strumenti del linguaggio, cioè come ti insegno le lettere, ti insegno cos'è un diodo, ti insegno cos'è un comando a blocchi, perché la creatività passa anche attraverso altre cose che non solo appunto le lettere o il disegno. E dopo ognuno prenderà la sua strada, insomma, sia professionale sia espressiva. Ecco, vedo che Margherita ha condiviso con noi, Margherita Maffei, che a Santa Lucia hanno fatto una bella esperienza di robotica con i bambini della primaria. Le va, Margherita, di condividere con 2 parole che cosa siete riusciti a fare? Praticamente, quando ci sono state la possibilità di avere i PON digitali, abbiamo visto che c'era un bel finanziamento, io memore dei ricordi dei miei figli con il Lego, e con cose del genere abbiamo steso questo progetto e ci sono arrivati i finanziamenti. Siamo riusciti ad avere un ingegnere che ci appoggiava e col kit base il primo kit, quello della WeDo, ci siamo messi a fare attività. Siamo partiti prima da
eravamo già partiti col Code.org, come diceva il collega prima, quindi già con alcune classi, alcuni bambini già lavoravano con quello. Poi abbiamo fatto dei laboratori in verticale ai bambini di quarta e quinta, selezionando dei bambini perché non potevano essere aperti a tutti, perché venivano fatti in orario aggiuntivo col discorso dei PON digitali, perché c'era il discorso potenziamento, dispersione, un po' una cosa di mezzo. Quindi sono stati scelti dei bambini, sono arrivati dei bambini che avevano chiesto, ma anche bambini che non erano necessariamente i cosiddetti bravi della classe, come diceva prima la collega, erano in 26, quindi neanche pochi. E di quarta e quinta hanno lavorato su Scratch, poi siamo passati da Scratch alla costruzione di un'animazione con Scratch, quindi ognuno aveva fatto un'animazione. Passati da quello siamo passati alla costruzione dei robottini e lì è successo qualcosa che non ci aspettavamo, io e la collega, sì, il tutto, nel senso che il WeDo ha un unico motorino e quindi non si potevano orientare, loro volevano fare una gara con le automobiline classica e non si potevano orientare le ruote. Quindi c'era il problema che unico motore, unico apparecchio, le ruote vanno in un'unica direzione. In 2 gruppi sono riusciti a risolvere il problema dicendo ma se noi li mettiamo e da una parte diamo le indicazioni con un motore a 2 ruote, dalla parte alle altre, e sono riusciti a impostarsi la programmazione e a fare le gare, che è stata una cosa incredibile. La parte incredibile poi è stata quella con i genitori, perché solitamente, lì il collega è un uomo, ma insomma solitamente i papà non sono mai presenti o raramente presenti quando c'erano tutti quando abbiamo fatto il lavoro finale. Tra l'altro poi abbiamo anche ragionato sui circuiti con piccoli LED, filo, insomma cose semplicissime, perché dovevano farsi i vari hangar e quindi è stata una bellissima esperienza. Poi purtroppo è arrivato il Covid e col Covid non si poteva più fare un accidente, quindi i WeDo sono ancora lì parcheggiati, però siamo riusciti ad inserirci con l'altro progetto sulla STEM e quindi ci sono arrivati altri finanziamenti. C'era il problema prima che dicevate prima del MEP, è stato un macello riuscire a ordinare il materiale che non è ancora arrivato, che dovrà arrivare, e lì adesso la prospettiva, io ho una certa età e tra un po' me ne andrò a scuola, però l'idea era quella di formare delle persone, di fare un laboratorio che dovesse andare avanti nel tempo, visto che adesso i materiali ci sono. Si spera che la cosa, io spero che la cosa continui, insomma, anche con altri colleghi. Il laboratorio è stato fatto anche alla secondaria di primo grado, con dei ragazzini al secondario, e lì hanno usato gli Mbot effettivamente, perché l'idea all'inizio era di prendere quelli un po' più grandi e magari provare anche con qualcosa con Arduino, visto che il kit permetteva magari con le terze medie, però poi in realtà una serie di concause non ci hanno permesso, anche perché i finanziamenti per quel tipo di progetti per i PON digitali erano abbastanza esigui, quindi non era facile coinvolgere gruppi così numerosi con poco materiale, però sicuramente un'esperienza positiva e che speriamo di poter, anzi sicuramente continueremo insomma a Santa Lucia. Grazie Margherita di aver condiviso con noi, perché anche la primaria è un tessuto molto, come dire, facilmente attivabile. L'interesse dei ragazzini c'è tutto, è tanto, veramente tanto, sono molto propensi a queste attività. Sicuramente servono approcci dedicati. Non so, Angela, se hai piacere di dirci qualcosa sulla differenza di approccio tra la primaria e la secondaria di primo grado. A parte le età che sono innegabilmente diverse, forse anche una questione di metodo. Allora, è una questione, io tendo ad approcciarmi nello stesso modo, nel senso che forse quello che cambia è il tempo che i ragazzi sono stati a scuola. Ok? Adesso voi siete tutti insegnanti, io non vi voglio offendere, però si vede proprio in terza media che i ragazzi sono stati tanto tempo a scuola, perché sono abituati a sentirsi
dare i compiti in un certo modo, il problema deve essere definito, devo avere tutte le variabili, quindi quando il tema è molto aperto, il problema è molto aperto, vanno un po' fuori di melone. Alle superiori tantissimo, cioè i miei studenti del secondo liceo erano sì, ok, ma se tu non mi dici cosa devo fare, io come faccio a farla questa cosa? Ed è un po' così. Alla primaria questo problema non c'è, i bambini gli dai il computer, dopo 10 secondi sono là che smanettano, cioè, certe volte io non gli devo neanche dire guardate i blocchetti di Scratch funzionano così e cos'ha, nel mentre che io ancora mi sto preparando, i computer dei bambini fanno miau 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 e tu sai che loro sono andati e hanno sperimentato i blocchetti senza che nessuno gli dicesse come si fa. Quindi più passa il tempo, più stanno a scuola, più è facile che loro abbiano bisogno di qualcuno che gli fa vedere dove toccare, dove cliccare, come fare, come non fare. Nella scuola primaria loro sono iper sperimentali, quindi questo problema non c'è. Quindi mi capita di lasciarli spesso molto più liberi e che loro si divertono molto. Questo vuol dire però che poi a un certo punto li devi un po', no? Ok, bellissimo, i gattini hanno fatto miau, adesso facciamo il nome animato o qualcosa su di me. Quindi sì, cioè, io tendo sempre ad avere delle attività molto aperte, però è molto più probabile che alla scuola media io debba fare un momento di tutorial dove magari esploriamo insieme l'interfaccia di Scratch o dei linguaggi di programmazione. Alla scuola primaria certe volte lo skippiamo perché i bambini ce la fanno anche da soli, cominciano ad aiutarsi a vicenda, quindi quello che ce la fa poi va a spiegarlo all'altro. Poi Margherita, correggimi se non sei d'accordo, però questo è quello che mi capita più spesso. Anche tu, Mirko, se volete togliere. No, è così effettivamente, è così. Loro partono e vanno, cioè io vedo che i miei una seconda elementare, stiamo lavorando su Code.org e sulla piattaforma e loro dopo le prime volte che hanno capito come andava, sì, il vero problema è stato partire come si dice, col sito, insomma, la registrazione, ecco. Poi dopo si arrangiano, insomma, si spiegano, c'è quello che si alza e va a dire all'altro che deve girare a sinistra, a destra, come devono spostarsi, quindi sì, loro sono autosufficienti. Bisogna ogni tanto contenerli perché sennò sì. No, diventano esplosivi, Sì, però sì, è nella loro età, sì. è nella loro età, ci sta. Bene. Io vi invito... una domanda agli insegnanti che sono collegati, che mi serve anche per elaborare eventualmente, dovrebbe uscire un nuovo bando e quindi per me è importantissimo capire da loro anche un loro feedback rispetto al fatto di un'idea che noi avevamo, che era quella di, come dire, rivolgersi chiaramente ai docenti delle materie scientifiche e tecniche per determinate attività, ma anche cercare di diffondere tra gli insegnanti che fanno altro, che si occupano di lettere, di altre materie, però diffondere, come dire, una sorta di, come dire, acculturazione minima, perché siamo convinti che questo tipo di approccio consenta anche ad avere un maggiore riconoscimento anche nella prospettiva futura di questo tipo di argomentazioni all'interno della scuola, perché in alcune scuole abbiamo trovato terreno fertile, penso alla professoressa Finetti, insomma, delle Grava, ma Conegliano poi gli altri due comprensivi non hanno aderito. Quindi mi interrogavo e volevo capire dagli insegnanti se può essere una strategia corretta quella di pensare a due tipologie, diciamo, di incontri, di seminari informativi, una per gli insegnanti di materia, diciamo, ed uno per gli altri, magari con delle infarinature o delle tematiche che possano avvicinare alla comprensione dell'importanza di quello che dicevate voi, anche proprio dell'importanza di coinvolgimento, ad esempio, di inclusione dei ragazzi più fragili, di spiegare meglio le materie più ostiche che magari, come dire, sono più faticose per i ragazzi, anche con quelli che hanno meno strumenti culturali, magari i ragazzi stranieri che hanno più difficoltà anche linguistica. Ecco.
qui dobbiamo attendere necessariamente voi, perché io la risposta non ce l'ho, quindi è importante che vi mettiate in gioco voi. Ma io dico la mia, secondo me è un tema assolutamente trasversale, cioè che non ha, come dire, può avere l'ostacolo tecnologico, ma dal punto di vista delle discipline è applicabile un po' dappertutto, si tratta solo di saperlo, cioè di volerlo, insomma comunque di leggerlo nel proprio ambito, tanto più fino alla secondaria di primo grado, dopo casomai vabbè, si potrebbe fare qualche, però voglio dire, tutto il tema delle digital humanities è un tema che può andare avanti tranquillamente. Il punto, secondo me, da chi, come dire, dalla prospettiva di chi deve gestire, è un po' così pensare a delle strategie, no? Perché è chiaro che dire apriamo necessariamente a tutti, poi vuol dire che in realtà arrivano solo alcuni. Quindi, secondo me, avere una prospettiva un po' tematica probabilmente potrebbe essere insomma, efficace, quindi dire parliamo di questa cosa, ma parliamolo da questo punto di vista, che può essere appunto del trattamento dell'informazione, oppure può essere dal punto di vista degli allievi, quindi dei bisogni o delle prospettive degli allievi, sia in termini di supporto, sia in termini di opportunità, no? Di sviluppo dei talenti. Allora probabilmente più insegnanti ricade un po' di più nel loro agire quotidiano e quindi sono più invogliati. Grazie Mirko della tua prospettiva. Qualcun altro che ha piacere di condividere il suo punto di vista sulla domanda di Serena? Io nel frattempo vi ricordo, ho già messo in chat il link per il questionario di gradimento. Sono tutte formalità che credo voi possiate capire, attività finanziata, quindi è importante dare report alla Regione del Veneto di cosa voi pensate, di quanto è stato condiviso con voi e delle modalità di condivisione che vi abbiamo proposto questa sera. Quindi vi chiedo la cortesia di attivarvi il link e magari anche a fine del nostro incontro andare a compilarlo. Bene, se non ci sono altri spunti da parte vostra, io guardo Serena, Marina e direi di andare verso la conclusione. Sono state 2 ore belle intense, ci siamo raccontati tante cose e ringrazio Angela di aver condiviso con noi la sua esperienza emiliana e tutto sommato siamo fortunati, ce l'abbiamo in Friuli, ma Pordenone è più veneto che friulano, quindi capiamoci bene che ce la possiamo tirare in qua e ce la terremo cara come collaboratrice per il nostro territorio. Sia perché noi di FabLab la stimiamo tantissimo per le competenze e le esperienze che ha avuto modo di vivere con i ragazzi e con le nuove tecnologie all'interno della scuola, sia per la bella persona che si è dimostrata anche stasera di essere. Io vi ringrazio tutti, ci vediamo il prossimo appuntamento il 21 di aprile in cui parleremo con Linda Cadore, che stasera è stata qui con noi, ci ha ascoltato in realtà, degli ambienti di apprendimento innovativo. Quindi andremo un pochino oltre quelle che sono le materie STEM, andremo a parlare di una cosa che voi conoscete benissimo, che è il metodo pedagogico, il metodo educativo, il transfer delle competenze da un essere umano ad un altro, un mondo meraviglioso ma su cui c'è sempre tantissimo da dire. Io vi auguro buona serata e ci vediamo il 21 di aprile. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Buona serata. Ciao ragazzi. Arrivederci, grazie. Grazie. Ciao, se avete domande c'è la mia mail in chat, potete scrivermi quando volete. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie. Grazie, arrivederci.